Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nella nostra cara Barbary Coast, la nostra cittadina di Mealy Island. Probabilmente ci troviamo nel nostro viale principale, la nostra miniera di carbone alla nostra destra, i nostri nuovi quartieri residenziali che sono stati appena adesso edificati dalla nostra popolazione. Continuiamo ad avanzare nel nostro viale principale, svoltiamo a sinistra, vediamo un po', ci avviciniamo presso la zona a media densità, ma adesso arriviamo ai quartieri alti. Date un'occhiata alla nostra bella cittadina a mezzanotte, come risplende ovviamente la sua luce, adesso delle vere e proprie dimore, delle vere e proprie ville di alto gusto alla nostra destra che intrecciano la nostra grande ferrovia che ovviamente ci collega alle nuove cittadine. Diamo un'occhiata da questa parte, date un'occhiata anche nuove piscine vengono erette nella parte superiore di questi fantastici grattacieli. Guardate un po' come si sta evolvendo la zona residenziale. Con 301.000 dollari ottenuti tramite l'elettronica siamo riusciti a ottenere un picco di 156.227 cittadini che probabilmente risiederanno nella maggior parte della parte nord del nostro territorio. Allora, potete vedere che siamo riusciti a ottenere un totale di 126.000 dollari netti per quanto riguarda il nostro ultimo guadagno riguardante l'estrazione, che ci ha comportato un guadagno di 4 milioni di dollari dall'inizio della nostra campagna. Bene, vediamo un po' che cosa è successo negli ultimi, negli ultimi giorni nella nostra piccola cittadina. Allora, visto che abbiamo incrementato la produzione ovviamente di processori tramite l'aggiunta di nuove catene di montaggio di processori proprio per andare a creare nuove televisioni per completare la nostra grande opera, mi sono quindi preparato alla produzione di una grande catena di minerali tramite l'aggiunta di una nuova miniera proprio in questa zona. Diamo un'occhiata immediatamente al grafico per capire più o meno di cosa stiamo parlando. Potete vedere che le nostre tre miniere di minerali, due nella parte sud della nostra città e una nella parte centrale, continuano a produrre minerali in grande quantità, però ovviamente nulla dura per sempre. Infatti abbiamo solo minerali nel sottosuolo per 4 mesi anche nell'altra miniera, visto che tutto è stato incentrato, anzi tutto è stato iniziato nello stesso momento. Mentre possiamo ritrovare la nuova miniera di minerali che ha da poco preso iniziativa a minerali disponibili per 10 mesi, quindi potete vedere che la nuova miniera di minerali sarà fondamentale per bruciare in maniera costante tutto questo insieme a una buona quantità di carbone per ottenere ottime quantità di leghe per creare i nostri cari processori. Allora, visto che la nostra plastica, secondo componente fondamentale per la produzione dei nostri processori, deriva necessariamente dalla nostra dalla nostra centrale di riciclaggio, ovviamente tutto è subordinato ai nostri cari cittadini. Per avere una produzione costante ovviamente sono andato all'interno del nostro piccolo magazzino commerciale a sud e sto importando delle quantità abbastanza elevate di plastica, visto che per adesso abbiamo degli introiti davvero spettacolari per quanto riguarda i nostri metalli e anche, come dire, il nostro carbone, che ci garantiscono ovviamente di importare la plastica in maniera considerevole. Infatti negli ultimi mesi sono riuscito a importare grandi quantità di plastica, adesso non sono disponibili perché probabilmente ci fermeremo al dicembre, però negli scorsi mesi sono riuscito a ottenere grandi quantità di plastica che mi hanno permesso di ottenere diversi punti anche nel nostro quartier generale dell'elettronica, perché vi ricordo che per produrre le nostre risorse principali, ovvero le nostre risorse avanzate come le televisioni, abbiamo bisogno della catena di montaggio particolare di elettronica di consumo, che ha bisogno quindi della divisione dell'elettronica, che ovviamente viene ottenuta all'interno del nostro quartier generale dell'elettronica. Eccola qui, con 500.000 dollaroni avremo la possibilità di sguinzagliare quest'ultima divisione di elettronica di consumo e quindi iniziare a contribuire alla nostra grande opera in maniera costante. Per adesso le uniche risorse inerenti alla grande opera provengono solo dalla nostra città, quindi non so se riuscirò a completare questa grande opera, perché come potete ben vedere sto contribuendo esclusivamente con il nostro metallo, quindi magari ci vorrà più tempo, però probabilmente riuscirò a completarla. Allora, per quanto riguarda invece, come dire, la nostra sezione dell'elettronica, per aumentare ovviamente i progressi dei nostri processori dovremo incrementare la nostra produzione. Allora, per fare questo dobbiamo collocare necessariamente una nuova fabbrica di processori. Allora, innanzitutto potete vedere che la nostra città sta assumendo una piega davvero fantastica, l'inquinamento è stato ridotto in maniera sostanziale. Infatti potete vedere nella nostra sezione della medicina che abbiamo ovviamente meno morti al giorno dovuti quindi a un incremento delle nostre tecnologie. Potete vedere il livello tecnologico grazie alla nostra scuola professionale è aumentato
implementato, alcune fabbriche stanno per iniziare i lavori per quindi un nuovo lavoro di miglioramento, e addirittura quindi tutte queste nuove fabbriche come il monossido di idrogeno, mamma mia che composto, addirittura anche prodotti per le foreste flauto di pan sono riusciti a migliorarsi nella maniera migliore per evitare quindi il nostro inquinamento. Ovviamente l'università non la collocherò proprio perché il nostro caro amico di noi Alexandria l'ha posizionata e sarebbe solo una spesa troppo elevata. Ho avuto anche dei problemi per quanto riguarda la depurazione delle nostre acque reflue, ovviamente non abbiamo più la possibilità di collocare nessuna tanica e proprio per questo sono riuscito ad acquistare dal nostro caro vicino una quantità abbastanza elevata di taniche nella sua città per la depurazione appunto delle nostre acque, appunto a questo servono i nostri vicini. Molto bene, allora vi faccio vedere anche un'altra miglioria che è stata implementata nella nostra cittadina. Sono riuscito a spendere il nostro budget in maniera adeguata e abbiamo offerto anche un'ottima scrivania al nostro caro ispettore Gadget, proprio perché l'ala investigativa è stata collocata nella parte, anzi nell'ala posteriore del nostro distretto di polizia. Adesso abbiamo un'ottima ala investigativa con una grande auto dei misteri che ci permetterà di svelare gli assassini nella nostra città per evitare altre attività criminali. Potete vedere che sono riuscito anche a collocare un ottimo elicottero nella parte nord della nostra piccola piattaforma, ovvero un elicottero della polizia a $750 l'ora. È stato più conveniente delle volanti della polizia, proprio perché le volanti prima di acciuffare un particolare criminale devono fare parecchia strada, e visto che il traffico è uno dei problemi principali, l'elicottero mi sembrava un'ottima idea. Visto che questo dannato traffico non permette di velocizzare i nostri processi, quindi di produzione, vedremo adesso di collocare, dannazione, prima vediamo di distruggere questa dannata abitazione che probabilmente è stata mandata in malora. Vediamo di collocare una bella, come dire, stazione degli autobus che, come potete vedere, rimpiazzerà ovviamente il nostro vecchio deposito per navette che si ritrovava appunto in questa posizione, che ovviamente ho eliminato appena adesso. Allora vediamo di trovare un'ottima posizione per questa nuova per questa nuova stazione degli autobus. Vediamo di posizionarlo proprio da questa parte. Dannazione mi sa che occuperà tutto lo spazio necessario. Dobbiamo collocarlo in una zona abbastanza trafficata per ridurre ovviamente la nostra possibilità di creare traffico. Allora vediamo un po' proprio da questa parte, vediamo se c'è una zona adeguata. Non vorrei distruggere troppe abitazioni. Vediamo da questa parte cosa ritroviamo. Ci sono, maledizione, vorremmo un po' di energia, per favore. Ci sono dei problemi inerenti all'energia, maledizione. Innanzitutto vediamo di collocare la nostra nuova stazione degli autobus. Come potete vedere, capacità degli autobus 80 sim, nei riguardi del nostro vecchio deposito 40 sim. Ovviamente avremo disponibili più autobus, più posti a sedere, quindi meno traffico nella nostra città. Aggiungiamo esclusivamente 3 autobus municipali enormi, in modo tale da ridurre quindi le nostre spese orarie. Potete vedere che abbiamo meno 3.333 l'ora, però ovviamente questi soldi devono essere investiti. Allora, le nuove fabbriche stanno per mettere radici, molto bene, quindi adesso vedremo un po' di migliorare anche la nostra sezione del budget. Perfetto. Avevamo dei problemi inerenti all'energia. Potete vedere che siamo sotto di 7 MW, maledizione. La nostra miniera di carbone sta facendo un ottimo lavoro, però ovviamente la nostra centrale di energia solare potrebbe fare di meglio. Vediamo un po' di eliminare questo bel pannello solare fisso che genera 12.1 MW e sostituiamolo con un ottimo pannello solare concentrato. Vediamo di metterlo proprio in una zona adeguata. Vediamo qui con $40.000 siamo riusciti a recuperare energia tale da riprendere la nostra città. Ovviamente il tutto funzionerà solo durante il giorno, la sera funzioneranno con delle piccole batterie che avranno accumulato la loro energia. Allora vediamo di mettere anche un bello stemma, vediamo un po', Solar Power Plant, guardate che figa, soprattutto vista dall'esterno. Allora vediamo che cosa succede. Ho avuto anche qualche altro problema inerente alla spazzatura, potete vedere nel nostro grafico che adesso è stato risolto il problema, però ovviamente la nostra discarica continua ad accumulare e non riusciamo quindi a ridurre la nostra quantità di spazzatura. Ovviamente il riciclaggio comporta una grande innovazione, però i rifiuti normali devono essere eliminati in qualche modo. Allora, visto che abbiamo abbastanza soldini, io direi di incrementare i nostri inceneritori di rifiuti, ovviamente aumentando l'inquinamento atmosferico, però vediamo un po', vediamo di capire più o meno dove va il vento. Appunto va da quella parte, poveraccio il nostro caro Derek verrà inquinato in maniera costante, però dobbiamo necessariamente migliorare questo fattore. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Innanzitutto qui c'è questo dannato quartier generale dei metalli che può creare qualche problemino. Allora, innanzitutto vediamo di eliminare qualche camioncino della spazzatura e metterlo da un'altra parte per evitare quindi questi problemi.
Allora, perfetto, vediamo un po', probabilmente ancora non possiamo farlo, c'è il nostro caro quartier generale che rompe un pochino le scatole. Allora, quartier generale dei metalli, ovviamente al livello 2, vediamo di posizionarlo da un'altra parte. Allora, vediamo un po', facciamo un pochino di spazio, benissimo, perché la nostra discarica deve funzionare alla grande, vediamo un po' dove se lo ritroviamo. Eccolo qua, ci sono anche ci sono dei problemi perché i depositi sono pieni, perché ovviamente il traffico è molto intenso. Allora, eliminiamo il nostro quartier generale dei metalli e aggiungiamone un altro nella maniera migliore. Vediamo se possiamo farlo, vediamo se da questa parte va. Anzi, prima collochiamo le nostre zone di la nostra zona di come dire, i nostri inceneritori di rifiuti. Vediamo di aggiungerne un paio, molto bene, vediamo se 4 ne possiamo aggiungere. Anzi, 4 mi sa che sono un po' troppi. Anzi, ne aggiungiamo 4 e uno lo disattiviamo in modo tale da vedere come va la situazione, per evitare quindi di spendere troppi soldi orari. Allora, il nostro nuovo quartier generale, perfetto, per evitare quindi problemi anche inerenti alle nostre piccole industrie. Vediamo come va, adesso se possiamo prolungare questa strada, purtroppo non riusciamo a unirla perché ovviamente anche le nostre centrali energia solare hanno bisogno di spazio. Allora, vediamo come vanno queste nuove piccole industrie. Guardate un po' del fumo che c'è in questa parte, maledizione. Vediamo di spostarci, molto bene, ok, vediamo di mandare tutto l'inquinamento dal nostro caro Derek, molto bene. Anzi, se anche se la nostra centrale a carbone riesce a pulire, come dire, a produrre come dire, una sorta di energia per così dire pulita con i suoi generatori di carbone pulito. Allora, vediamo un po', mi sa che possiamo ritornare al nostro obiettivo principale. Ancora problemi con le acque reflue? No, ancora siamo 77 litri sopra, abbiamo una capacità di 385 kg, perfetto, addirittura esportiamo anche quantità, perché ovviamente qualcuno sicuramente l'acquisterà da noi. Allora, avevo intenzione quindi di migliorare, vediamo la discarica è quasi piena, però adesso cominceremo a bruciare, amici miei, state tranquilli, vediamo come sta andando, se stiamo iniziando a bruciare, vediamo 2,8 tonnellate orarie, molto bene. Allora, attenzione, qua c'è qualche poveraccio che la casa probabilmente l'avrà distrutta, vediamo di mandarla a quel paese. Guardate più o meno la nuova grande industria, guardate che figa, guardata da sotto, è proprio la media tecnologia, fa passi da gigante. Protesi Berardo, wow, davvero una grande industria, però probabilmente qua è successo qualcosa di strano, a causa dei lavoratori insufficienti questa industria è andata in malora. Verrà sostituita dalla nostra fabbrica di processori. Per intensificare quindi la nostra produzione vedremo di collocare necessariamente una nuova stazione di processori proprio da questa parte. Allora, qua dobbiamo sistemare un paio di cosette. Allora, vediamo di aprire un pochino la nostra strada centrale di riciclaggio, dannazione, proprio a faccia sulla nostra nuova maledizione, non possiamo farla a pezzi. Allora, vediamo innanzitutto di ridurre da questa parte, se possiamo farlo, molto bene, vediamo un po'. No, 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 il magazzino commerciale, stiamo attenti, dobbiamo muoverci in maniera molto calma. Ok, molto bene. Allora, vediamo adesso quello che possiamo fare. Possiamo collocare il tutto, la nostra nuova centrale dei processori da questa parte. Vediamo se può andare, maledizione. Vediamo se possiamo farci ancora un altro po'. Ah, ecco perché. Perché avevo collocato un piccolo camioncino del riciclaggio. Intanto c'è un po' di pioggia, maledizione, in queste belle giornate primaverili. Allora, vediamo di eliminare questo piccolo camioncino, maledizione, ok. E di fare un pochino di spazio per la nostra nuova centrale del riciclaggio. Perfetto, vediamo un po' se adesso possiamo cavarcela. Allora, diamo un'occhiata, vediamo un po', perfetto. Ecco la nostra nuova centrale del riciclaggio, sarà fondamentale per la nostra nuova produzione. Benissimo, allora, vediamo un po'. Innanzitutto dobbiamo collocare le nuove, come dire, le nuove zone, appunto le nuove catene di montaggio. Vediamo di metterle da questa parte, $50.000 l'una, maledizione. Vediamo di metterne per adesso 2 e vedere, anzi mettiamone 3, molto bene, vediamo per adesso come va. E in seguito andremo a collocare anche la nostra nuova zona a media densità, il nostro grande viale, vediamo se passa qui dentro. Ottimo lavoro, vediamo un po', dannazione, qua c'è una piccola stradina che fa un attimino, crea qualche problema. Vediamo di distruggere questa piccola fabbrica e di riunire il tutto nella maniera adeguata. Questi lavori vanno fatti perché ovviamente sono di fondamentale importanza. Ok, vediamo un po' come sta andando. Mi sa che c'era una piccola possibilità di collocare la nostra strada, eccola qui, perfetto. Allora, mi sa che qua c'è una piccola strada a bassa densità, vediamo di portarla al massimo delle sue disponibilità, ottimo. Molto bene, adesso la nostra nuova centrale di processori vedrà di avanzare nel suo lavoro. Vediamo cosa succede. Ci sono problemi, vediamo un po'. Ah, tantissimi problemi, vediamo con calma. Primo problema, non ci sono più risorse petrolifere, sarebbe, vediamo un po', probabilmente non ci sarà plastica nei nostri cari, ecco qua, infatti la plastica manca. Ovviamente la nostra grande quantità appena adesso importata, vediamo se abbiamo importato qualche altra cosa, plastica, $21.000, potete ben vedere. Però i nostri processori esportati, $100.000 a pacco di processore, potete vedere che garantiscono una grande quantità di introiti nella nostra città, che ovviamente non creano alcun problema. Molto bene, allora, visto che abbiamo ottenuto questa grande quantità di plastica, dobbiamo attendere solo che venga trasportata
nella nostra ultima zona di produzione di processori. Allora, vediamo un po' il nostro traffico come sta andando. Andiamo nella nostra sezione della città, benissimo. C'è ancora qualche piccolo problema, vediamo un po'. Allora, mi sa che la maggior parte del traffico si ritrova da questa parte, quindi vediamo un po' di migliorare questa piccola stradina che condurrà finalmente a un bivio, quindi all'interno della nostra sezione. Vediamo se adesso si potrà smuovere questo piccolo traffico che ritroviamo davanti. Andiamo ragazzi, vediamo di muoverci, perfetto, circolare amici miei. Ok, vediamo come sta andando per quanto riguarda le acque reflue, ancora c'è qualche problemino, vediamo adesso di risolvere definitivamente questo problema. Allora, vediamo cosa succede, la criminalità prende il sopravvento, vediamo cosa succede, la nostra città è sempre, come dire, all'avanguardia per quanto riguarda questo settore, anche il nostro nuovo ispettore Gadget se la sta cavando alla grande. Un nuovo metodo che sono riuscito a scoprire per tutti coloro che avessero la Limited Edition, è disponibile anche la torre DV. La torre DV aumenterà la criminalità nella nostra città in maniera spropositata, però ovviamente le industrie avranno un luogo dove inviare merci, ma soprattutto avranno la possibilità di migliorarsi a discapito dell'università che costa davvero molto, ben $1.600 orari. Un malversatore di Alexandria è arrivato nella nostra città, maledizione, speriamo che il nostro gadget riesca a fare il tutto nella maniera adeguata. Ok, problema del petrolio risolto, problema inerente alla nostra estrazione, carenza di lavoratori, vediamo che cosa succede. Andiamo direttamente nella sezione. Ah, il nostro nuovo quartiere generale dei metalli, adesso il problema verrà risolto, state tranquilli. Vediamo come va la spazzatura, stiamo bruciando alla grande, attenzione a tutto questo dannato fumo che fa male alla salute, quindi spostiamoci. Ok, fabbrica di processori, stiamo producendo 3600 casse al giorno, molto bene, vediamo da questa parte come sta andando. Ok, anche le leghe vengono prodotte in maniera costante. Certo, ovviamente le leghe sono fondamentali per la nostra produzione, perché ovviamente sono fondamentali perché grazie ad esse produrremo processori in maniera avanzata. Allora, vediamo che cosa succede. Niente carbone, la produzione è ferma, vediamo che cosa succede. Ecco qua le nostre tonnellate di carbone, vediamo se sta andando tutto nella maniera adeguata. Allora, gestisci il tutto, il carbone viene utilizzato per l'uso locale, molto bene. Vediamo per quanto riguarda i minerali e le leghe, perfetto. I problemi ovviamente sono inerenti al traffico. Ovviamente vi do un consiglio ragazzi, nella prossima, come dire, nel momento in cui andrete a costruire una nuova città, cercate di effettuare, quindi di creare delle strade molto larghe, utilizzando molto spesso i viali a media densità ma anche ad alta densità, e se riuscite a vedete di collocare anche i tram ad alta densità, che essi ridurranno in maniera costante il vostro traffico. Allora, vediamo che cosa succede. Mi sembra di aver visto qualche piccolo edificio mezzo distrutto, nessun compratore, maledizione, mancanza di soldi e tasse alte, dannazione, ci sono delle tasse alte. Vediamo un po' che cosa succede. Mi sa che ho elevato troppo le tasse per quanto riguarda la nostra popolazione. Perfetto, maledizione, vediamo di tenere sott'occhio quindi i nostri popolani ad alto reddito, per garantire quindi un flusso costante di denaro nelle nostre casse. Allora, vediamo un po' come sta andando, rimuoviamo queste piccole macerie da questa parte, molto bene, vediamo cosa succede in questa zona, edificio in fiamme e addirittura mancanza di energia. Vediamo cosa succede, attenzione a un problema dopo l'altro, la pompa di acqua si sta seccando, maledizione, non mi dite che proprio la nostra centrale fondamentale per la produzione d'acqua si sta seccando, maledizione. Allora, vediamo di rimuovere questo problema. Collochiamo una nuova pompa dell'acqua da questa parte e rimuoviamo queste due piccole pompe che ormai sono andate in malora. Molto bene, vediamo adesso come sta andando la situazione. Ci ritroviamo sempre a 60 kL, vediamo come va adesso la situazione, 171 kL. Molto bene, vendiamo addirittura dell'acqua al nostro caro Francisco Landia, sindaco Jerry Television. Molto bene. Allora, ovviamente potrebbe essere un'ottima tattica collocare il nostro impianto di depurazione delle acque reflue vicino alla stazione di pompaggio dell'acqua, perché l'acqua ovviamente viene depurata e viene raccolta ovviamente di nuovo dalla nostra cittadina. Ok, allora ci sono dei tubi intasati, però ancora la popolazione non si sta lamentando. Vediamo che succede troppa criminalità, maledizione, ma il nostro ispettore Gadget che combina? Vediamo dov'è, eccolo qui. Ovviamente abbiamo riempito quasi l'intera zona, ci sono sempre più crimini commessi al giorno. Se potete inviarmi qualche auto della polizia ragazzi mi farebbe molto piacere. Allora, vediamo di ripulire la città, mi sa che c'è qualcosa da questa parte che non va. Vediamo un po', altro edificio in fiamme, invio di 100 kL di acque reflue a New Alexandria. Molto bene, ovviamente il problema adesso è stato nuovamente risolto. Perfetto, per quanto riguarda l'educazione cosa succede? Senza qualifica ci sono le manifatture che si lamentano per la nostra qualifica, maledizione. Abbiamo bisogno di lavoratori specializzati, vediamo come vanno le scuole. Allora, la scuola professionale per adesso sta andando bene, la nostra scuola elementare, perfetto, mentre la nostra scuola superiore per adesso ha 0 studenti, maledizione. Vediamo di aggiungere
come dire, le aule ce l'abbiamo, perfetto. Vediamo di calcolare più o meno come stanno andando le nostre fermate, vediamo di aggiungerne qualcun'altra da questa parte, molto bene, perché vi ricordo che i nostri cittadini ovviamente salgono all'interno delle loro fermate solo se si trovano a 400 metri vicino alla fermata stessa. Ok, vediamo come va il livello di educazione, la maggior parte della cittadina è istruita, quindi dobbiamo solo attendere qualche altro minuto. Ok, per quanto riguarda invece la nostra sezione dei treni, vediamo che succede, stazione ferroviaria chiusa, i treni non possono correre senza energia, maledizione. Siamo nuovamente sotto, potete vedere che la nostra fabbrica di processori si sta mangiando davvero tantissima energia, quindi vediamo di collocare un nuovo impianto a energia solare, vediamo come va adesso, avanti, assorbiamo la nostra nuova energia, perfetto, alla grande, continuiamo a essere in completa tranquillità. Vediamo cosa succede qui sotto, mi sa che c'è un elevato inquinamento del suolo, guardate un po' nella zona industriale l'inquinamento del suolo com'è elevato, mamma mia, in confronto alla zona residenziale, e probabilmente, anzi sicuramente, l'inquinamento del suolo provoca anche delle particolari malattie, infatti blah, questo posto è pieno di germi, la popolazione che vive qui intorno sono infastidite appunto a causa di questi problemi, però se, come dire, se i nostri minerali si ritrovano in queste posizioni non possiamo farne a meno, ovviamente dobbiamo usufruire nella maniera migliore. Vediamo che succede, mi sembra che c'è qualche edificio abbandonato, maledizione, vediamo di rimuoverli, mancanza di soldi, maledizione. Vediamo come succede nella nostra città, ovviamente la nostra, come dire, la nostra approvazione continua a crescere, però ovviamente i cittadini continuano a stare male, maledizione, hanno bisogno di energia e queste tasse salate non ci piacciono, ovviamente le ho diminuite, maledizione. Vediamo di stare sempre un pochino più attenti, ci sono degli incendi, maledizione, vediamo un po', gli incendi tossici distruggono ovviamente l'intera nostra cittadina, vediamo cosa succede, dove si ritrovano gli incendi tossici, eccolo qui, maledizione, incendio tossico, e finalmente vediamo dal vivo il nostro piccolo mezzo NBCR, la squadra antimateriali tossici sta arrivando, viene da garage per i mezzi NBCR, vediamo più o meno quello che succede, maledizione, tutto questo dannato traffico, speriamo di muoverci, maledizione, fateci passare, vedete un po' come rompono le scatole questi dannati cittadini, mettiamo una nuova stradina da questa parte, vediamo se possiamo aggiungerla, avanti amici miei, circolare, vediamo se possiamo passare, sta per scoppiare tutto, dobbiamo muoverci, dannazione, avanti maledetto camioncino, vedete un po' il traffico come crea problemi, qui l'intera centrale se ne sta andando a fuoco, incendio da materiali tossici, se scoppia questa dannata fabbrica, ovvero la Mark Engineering Group, siamo davvero nei guai perché fornisce davvero una grande quantità di denaro grazie alle tasse. Allora vediamo se ci riusciamo a muovere, vediamo cosa c'è qui, il camion del riciclaggio, dannazione, fatemi passare, eccolo qua il nostro grande mezzo dei BCR, vediamo se possiamo fermarci da queste parti, dove stai andando amico mio? La centrale è dall'altra parte, maledizione, addirittura deve fare il giro perché non poteva chiedere appunto un po' di permesso, maledizione, avanti maledizione, eccolo davanti alla nostra centrale, avanti che qua scoppia, maledizione, muoviamoci, vediamo se riescono a scendere questi maledetti, forza che ce la facciamo, eccoli i grandi pompieri, vediamo quello che riescono a fare, spegnete questo dannato fuoco, avanti amici miei, avanti che ce la fate, vediamo ancora problemi con l'energia e deficit non alimentati, ovviamente deve ancora arrivare l'energia, vediamo un po', qui abbiamo dei minerali grezzi, guardate che figa la città vista da questa parte però, avanti, uscite fuori con le mani in alto amici miei, vediamo se riescono a spegnerlo, dannazione, forza, probabilmente stanno entrando all'interno, vediamo, l'elicottero di canale 7 è arrivato, finalmente sono riusciti a spegnere l'incendio, però ovviamente la centrale non ce l'ha fatta, quindi buttiamola a terra, guardate che figo, ok. Ancora persone senza qualifica, correrà ancora qualche minutino, perfetto, abbiamo eliminato finalmente il nostro problemone. Per quanto riguarda le acque reflue ancora ce la stiamo cavando molto ma molto bene. Vediamo la nostra fabbrica di processori, guardate un po' quante tonnellate abbiamo disponibili, aggiungiamo qualche altra, come dire, qualche altro bel camioncino, molto bene, per aumentare quindi la nostra velocità con cui trasporteremo i processori, e vediamo se qui vicino possiamo aggiungere un altro deposito, mi sembra che ne abbiamo abbiamo un unico deposito da questa parte, vediamo un po'. Sì, mi dispiace ma è vero, maledizione. Vediamo come se la cava per adesso. Intanto c'è anche qualche altra bella industria andata in malora, molto bene. Allora, vediamo come sta andando. Andiamo nella nostra sezione dei processori. Abbiamo raccolto 402.000 punti, è abbastanza duro aumentare all'interno di questo campo, nonostante abbiamo posizionato tantissime sezioni. Vediamo di aggiungere, ovviamente abbiamo raggiunto la capacità massima, mi sembra anche nella nostra vecchia fabbrica. Vediamo se è vero. Ne manca una, benissimo. Aggiungiamo un'altra nuova fabbrica di processori, la nuova catena di montaggio. Adesso credo che dobbiamo andare alla grande, vediamo come sta andando. Perfetto, abbiamo raggiunto quindi 4 milioni di dollari, i 5.000 orari in meno dovuti quindi alle nostre grandi quantità. Potete vedere che la maggior parte dei soldi investiti provengono ovviamente dalla medicina, ovviamente dalla nostra istruzione, ma anche dalla grande quantità di industrie che abbiamo disponibili. Però ovviamente 427.000 dollari mensili sono davvero una grande quantità di dollari investiti orari. Allora vediamo un po', perfetto, stiamo guadagnando sempre più soldini, potete vedere probabilmente
probabilmente processori venduti, perfetto, vediamo se abbiamo accumulato qualche altro bel punticino, $502.000 ovviamente. Come dire, il quartiere generale dell'elettronica nel momento in cui venderemo in maniera costante i nostri cari processori andrà a guadagnare sempre più punti. Perfetto, vediamo come sta andando per quanto riguarda la nostra spazzatura, la stiamo raccogliendo in maniera adeguata, perfetto. Per quanto riguarda invece la nostra sanità, ok, 4 morti al giorno, un altro dannato malversatore, speriamo che il nostro caro gadget riesca a cavarsela nella maniera migliore. Ok, vediamo cosa succede nella nostra specializzazione, ci sono ancora problemi con la plastica, non ci sono più risorse petrolifere, maledizione. Assassino a piede libero, un bel Altair nuovamente nella nostra cittadina. Allora, qua abbiamo guardato un po' quanta plastica disponibile. Malversatore, eccolo qua, criminalità in aumento, probabilmente vorrà effettuare un po' di contrabbando, maledetto, eccolo qua, maledizione. Allora, vediamo se possiamo trasportare in maniera costante queste dannate quantità di plastica, forse è meglio collocare un nuovo magazzino commerciale. Allora, vediamo un po', vediamo di posizionarlo. Allora, il deposito commerciale ovviamente non è possibile collocarlo, anche se sarebbe un'ottima idea. Il deposito commerciale ha la possibilità di sfruttare il collegamento con la ferrovia, anche il collegamento. Wow, guardate cosa succede da queste parti per le tasse alte, maledizione. Ovviamente però ci servono per adesso, maledizione. Vi dicevo, per quanto riguarda il nostro deposito commerciale, può essere collegato alla ferrovia per aumentare quindi gli introiti tramite le esportazioni, tramite la rete ferroviaria. Quindi potrebbe essere anche un'ottima idea collocarlo. Quindi vediamo un po' che cosa può accadere. Magari possiamo andare a posizionarlo più avanti. Innanzitutto vediamo di mettere un nuovo magazzino commerciale magari in una zona adeguata appunto per... ecco, proprio da questa parte una nuova fabbrica è andata a farsi benedire, però mi sa che da questa parte non possiamo collocarlo. Vediamo di rimpiazzarla, avanti, un nuovo magazzino commerciale, maledizione, vediamo di incrementare questa nostra produzione. Ok, da questa parte può andare abbastanza bene, le merci ovviamente non devono essere più inviate perché abbiamo grandi quantità, perfetto. Allora, vediamo un po' di mettere un nuovo deposito per la plastica, anche deposito per le leghe, molto bene, e anche un piccolo deposito per i processori, molto bene. Allora, mi sembra che abbiamo terminato il nostro spazio e importiamo la plastica anche da questa parte, molto bene. Ok, così vediamo di rispondere alle esigenze della nostra città in maniera costante. Vediamo un po' che succede. E cosa sono tutti questi dannati problemi? Mi sa che c'è un ingorgo proprio da questa parte. Vediamo, diamo un'occhiata al nostro traffico e proprio in questa zona potete vedere come il traffico è aumentato e crea dei problemi appunto alla nostra rete finanziaria, maledizione. Vediamo se riescono a sbloccare la situazione e trasferire tutte le tonnellate disponibili nelle nostre piccole industrie. Come potete vedere la nostra cittadina sta prendendo sempre più forma, siamo riusciti ad incrementare la nostra produzione anche all'interno del quartier generale dell'elettronica. Qua occorreranno sempre come dire, occorrerà un bel po' di tempo prima che riusciremo ad ottenere finalmente il nostro 1.500.000 punti per quanto riguarda il nostro quartier generale dell'elettronica. Nella classifica vediamo un po' la nostra Skull Island, ovviamente la nostra cittadina nella, come dire, nella Eldorado è all'ultimo posto. Comunque guardate un po' quanti soldi si riescono a ottenere con la nostra elettronica. Quindi spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Potete vedere che stiamo andando sempre alla grande, quasi 160.000 abitanti, ovviamente per una città incentrata sull'industria è un grande traguardo. Il nostro picco maggiore è stato di circa, vediamo un po', 161.000 abitanti il mese scorso, ovviamente siamo a giugno e a luglio ce la stiamo cavando anche molto bene per quanto riguarda i nostri introiti. Allora andiamo nella nostra sezione, come dire, della nostra grande opera. Potete vedere che abbiamo inviato quasi la metà per quanto riguarda il metallo stesso, quindi credo che la nostra archeologia verrà costruita nel momento in cui riusciremo a ottenere quindi il nuovo centro della produzione di televisioni. Credo che questa città, come dire, sta raggiungendo quindi il massimo, come dire, non so adesso su cosa specializzarmi, cioè una città incentrata in maniera molto particolare sui minerali. Potete vedere che abbiamo ottenuto grandi risultati. Attenzione, qua continuano a distruggersi edifici, maledizione, per le tasse alte. Infatti devo ridurre questo carico fiscale nei nostri negozi ad alto livello, vediamo di alleggerire un pochino la pressione, molto bene. Quindi la nostra città probabilmente è stata ultimata per quanto riguarda ovviamente la nostra esportazione di processori, ma soprattutto anche per quanto riguarda la nostra sezione dei minerali. Credo che la prossima città che andrò a creare, sempre se vi farà piacere, fatemi sapere ovviamente per quanto riguarda questa nuova avventura all'interno dei vostri commenti. Intanto qui hanno mandato in malora un'altra nuova fabbrica, maledizione sempre per la troppa criminalità ma anche per i lavoratori non specializzati, e quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova idea, visto che la nostra città sta per raggiungere il culmine. Ovviamente non credo di riuscire da solo a terminare la nostra grande opera, la nostra archeologia, quindi vedremo un po' di innovare il tutto con una nuova regione, magari una nuova mappa dove accogliere magari nuovi giocatori che non hanno partecipato
come dire, in questa nostra Mili Island. Abbiamo raggiunto davvero un capitale abbastanza elevato, 16.809.000 $, di cui 4 milioni sono nostri, quindi abbiamo una grande percentuale del nostro guadagno. Addirittura abbiamo raggiunto il 1.000.000 di persone residenti nella nostra piccola regione, piccola di modeste dimensioni. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa idea, visto che ci siamo specializzati in due tipologie di, di specializzazioni per quanto riguarda i minerali e i processori. Credo che la prossima città che andrò a costruire sarà una città o incentrata sulla produzione petrolifera o addirittura una città incentrata sul gioco d'azzardo, quindi in maniera correlata anche sulla cultura e quindi sul turismo. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa idea di presentare quindi una nuova regione, una nuova città con un nuovo assetto, quindi l'assetto quindi del turismo, magari l'assetto delle trivelle, per iniziare a estrarre oro nero in maniera costante, visto che le prime due città che ho effettuato sono state basate in modo particolare sulla nostra esportazione di metalli. Questo è tutto ragazzi, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti ragazzi!